Bentrovati a tutti a questo saluto natalizio, a questi auguri natalizi che sono una prassi, diciamo. Via. Quest'anno per così trasmettere un messaggio sul Natale, questo Natale che sempre più spesso si manifesta quasi come una festa senza il festeggiato. Il festeggiato è il bambino Gesù, che richiama la famiglia, richiama la casa, ma tante volte questo bambino Gesù è in disparte, nel presepe. D'altro canto così ci consegna la narrazione dell'Evangelista Luca e così ci consegna quello che insomma si riconosce come primo presepe fatto da Francesco d'Assisi. Il bambinello lo mettiamo lì nel presepe e poi facciamo la festa, il presepe rimane all'atere. Come questo Gesù bambino a volte è anche in disparte dentro di noi. Allora l'immagine che ho voluto scegliere quest'anno è presa da un quadro che è qui nel nostro museo diocesano, di un anonimo del XVIII secolo. È un po' inusuale come immagine, perché il bambino Gesù dove sta? Nella culla, nella mangiatoia, tra la paglia, spesso è biondo con gli occhi azzurri, figuriamoci, no? Magari non è stato proprio così a quel tempo, quando il Verbo di Dio irrompe nella storia e nella carne dell'umanità. Allora l'immagine, ripeto, che ho scelto ci presenta invece un Gesù bambino adagiato su una croce. Perché questa scelta? Perché mi sembra che dica il tempo che stiamo vivendo, dove spesso nei fatti di cronaca nera si espongono i bambini, dalla guerra in Ucraina che occupa tutti gli spazi televisivi, ed è giusto che sia così, però è anche vero che di altre tragedie date dalla guerra magari non si parla, no? Ci sono tanti altri scenari, adesso non facciamo il telegiornale, ma ci sono tanti altri scenari, tanti altri bambini che muoiono anche nel mare Mediterraneo, che arrivano spesso in piccole bare bianche nel nostro approdo di Porto Empedocle. Ci sono anche gridi di vita che si alzano da parti sulle imbarcazioni della Guardia Costiera, è avvenuto qualche giorno fa, e questo mi fa sorridere perché la vita si impone e si impone in questo bambino. E là questo bambino assume le sofferenze di tutti i bambini del mondo, ma anche di tutti gli uomini e le donne del mondo che sono sotto la tragedia, Voglio dire questo con questa immagine, che ha un segno, leggendo il quadro, che ha un segno anche di risurrezione che è dato dal lenzuolo bianco posto tra la croce e il bambinello. Il lenzuolo bianco ci richiama la tomba vuota e quindi la vita nuova, la risurrezione. Anche nella nostra città ci sono tanti crocifissi, bambini, adulti, indigenti, poveri. A volte sembra che anche i nostri spazi comuni, i nostri monumenti
sono crocifissi anch'essi, no? Magari dalla distrazione, a volte dall'incuria. Allora ritroviamo nella forza del bambino il superamento della croce, e questo diventa impegno, penso, per tutti noi, per tutti gli uomini e le donne di buona volontà al di là delle fedi, ma saper vedere nel bambino la presenza di oggi e la speranza di domani. Questo vale per me, chiamato a essere vescovo, quindi pastore, quindi padre di questa Chiesa diocesana, ma di tutti coloro che poi abitano questo territorio. Questo vale per gli amministratori, questo vale per voi, uomini e donne dell'informazione. L'informazione è un mezzo importante, ma deve sempre essere attento alla ricerca della verità e alla prudenza nel condividere le notizie. È Natale. Voglio chiudere con la frase che ho scelto per accompagnare l'immagine. È una frase del Vescovo Ambrogio, grande Vescovo di Milano, che commentando un salmo, il Salmo 118, a un certo punto scrive così: esso, il Verbo di Dio, la parola che si fa carne, questa scelta irrevocabile di Dio ad essere solidale con l'umanità, esso salta dal cielo nella Vergine, dal suo grembo nel presepio, dal presepio nel Giordano, dal Giordano sulla croce, dalla croce nella tomba e dalla tomba in cielo. Un Natale speranzoso a tutti e a tutte.